Majorana contro Primo Levi non è una partita, è la partita. Maio Levi che alla vigilia si preannuncia un match infuocato con due superpotenze che si scontrano, una partita da un possibile primo posto nel girone. La scuola di Via Frattini, dopo la convincente partita contro la Safa, scende in campo per confermarsi e per tenere il torello sul petto dopo l'edizione 24-25, salvo poi cadere contro il Seghetti di Verona in Supercoppa. I ragazzi di Mister Sperandio invece, dopo una prestazione superlativa che li ha visti trionfare 3-1 contro il Plana, vogliono scacciare gli incubi del passato e ritornare la schiacciasassi che li aveva visti dominare fino alla semifinale. Da quel momento in poi, però, solo buio. Al Cenisia si ritrova Ciocan, migliore in campo e trascinatore nel match d'esordio del Majorana. Arruolati in squadra anche De Luca, fratello del DS Edoardo, protagonista della cavalcata della sua squadra lo scorso anno, e Picca, anche lui vecchia conoscenza del torneo. In sponda Blancos invece si rivedono Coco e Abela, assoluti protagonisti nella partita di sabato sera contro il Plana. Mister Sperandio, tra l'altro con un nuovo look, ritrova Ferrario, che vince il ballottaggio per un posto sulla sinistra con Quero. Partita che inizialmente non rispetta le aspettative previste alla vigilia. Giro palla lento, molti errori individuali e due squadre che preferiscono studiarsi prima di affondare il colpo. Il primo squillo della partita lo fa il Majorana con Serra, che porta avanti il pallone con una grandissima cavalcata centrale. Scarica su Ternullo. Ternullo si accentra, trova Lampitelli libero, lo serve e Macri, con un grandissimo intervento, evita il peggio per il Levi. Il Levi invece trova la sua prima occasione con uno scambio tra Macri e Coco. Coco la mette in mezzo, Davija prova la sponda per abbracciamento, trova l'esterno della rete. Nel corso del primo tempo i Blancos riescono a salire con il baricentro, andando ad aggredire altissimi il Majorana. Ed è proprio da questa impostazione che nasce la seconda occasione del Levi. Palla recuperata in mezzo al campo, abbracciamento prova la botta e Fratti in blocca. Proprio dalla panchina arrivano le prime indicazioni per Ciocan. È quella la chiave che secondo De Luca può dare fastidio alla prima costruzione del Levi, Ciocan su Coco, provando quindi a sfruttare la superiorità in mezzo al campo grazie alla discesa del numero 9 e provare quindi a ferire la retroguardia del Levi in ripartenza. Ed è proprio da questa mossa che nasce la seconda occasione da gol per il Majorana. Palla recuperata in mezzo al campo, cavalcata di Patella che al limite dell'area scarica su Serra, ma il tiro è debole e non impensierisce Rusu. Il primo tempo non regala altre particolari emozioni, ma lascia il tempo per analizzare la giocata del Levi che più avanti risulterà cruciale. Abela si accentra e riceve il pallone. La pressione su di lui lascia libero lo spazio sulla destra per Macri, che può crossare. Abela viene messo giù. Macri riesce effettivamente a crossare e questo schema sarà molto importante per il secondo tempo. Oltre al progetto Coco. Di fatto poi la punizione non porterà nulla, ma Levi entrerà negli spogliatoi sicuramente con delle certezze. Durante l'intervallo prende la parola Mister Sperandio. Il messaggio è chiaro: continuare così che il gol arriverà. Sull'altra sponda invece avviene in confronto sparso, chi con lo staff tecnico e chi invece prova a ricevere consigli dagli spalti. Diverso atteggiamento, perché tecnicamente ci siamo. Atteggiamento diverso. Dai! Oh, Delca, occhio! Il secondo tempo del Majorana parte in salita, con l'infortunio di Ternullo. Al posto suo entra Benevento. Dire! Al quinto del secondo tempo una punizione molto interessante per il Primo Levi. Contro ogni aspettativa si presenta sul punto di battuta Ferrario, che però calcia alto. 3-5-2. Qualche minuto dopo il Majorana a rendersi pericoloso. Ciocan fa un doppio passo e si libera di due avversari, entra in area, calcia e Bruno lo mura. Poi ingenuamente lo butta a terra e la panchina del Maio non ci sta. Verso la metà del secondo tempo inizia a farsi sentire la stanchezza in campo. Tanti errori individuali e giocate poco lucide. Sulle panchine la parola chiave è calma. Il punto di svolta della partita arriva a 10 minuti dalla fine. Come in precedenza, riceve palla bella sul centrodestra che riesce a superare l'avversario in velocità, finta di rientrare, cross di destro,
Cocco di testa e 1-0. Festeggia la panchina del Levi, tutti in campo. Mentre nella sponda Maio, notte buia. Al 25esimo rimessa laterale del Majorara. Benevento riceve, viene pressato e poi viene messo giù. E il fallo viene richiesto dalla panchina. Mister Spera invece richiede solo una cosa ai suoi e si affida al suo capitano per far passare il messaggio. Messaggio che nella fase finale ripeterà più volte. A un minuto dalla fine Abela si invola di nuovo sulla fascia destra. Supera Patella, che però all'ingresso in area riesce a chiuderlo con un intervento al limite. L'arbitro inizialmente lascia giocare per poi essere richiamato al VAR. Questo spezzone lascia il tempo alle panchine di confrontarsi con i propri giocatori. E il direttore di gara, dopo il check, ritorna in campo e conferma la decisione. Tutto buono. Ehi, Lollo! Un minuto, vabbè! Lollo! Ultima azione e l'arbitro fischia la fine.